Bonus cultura speso in tutt'altro, i finanzieri hanno fatto emergere il raggiro messo in piedi dal titolare di una libreria di Montebelluna denunciato a piede libero per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Il bonus da 500 euro è destinato ai neodiciottenni, ottenerlo è semplice, ma è anche strettamente personale e lo si può utilizzare solo per spese legate alla propria formazione culturale. Il libraio sostanzialmente aveva ideato un complesso sistema che prevedeva la trasformazione illecita dei bonus 18 app in smart box piuttosto che altri bonus o buoni regalo che potevano essere spesi all'interno del suo esercizio commerciale per l'acquisto di prodotti che nulla avevano a che vedere con la natura del contributo stesso, quindi bracciali, occhiali, piuttosto che saponette, prodotti per l'igiene intima, piuttosto che giochi elettronici. Il commerciante, secondo le Fiamme Gialle della Tenenza di Montebelluna, aveva ben orchestrato la truffa. Periodicamente inviava delle false attestazioni al competente ministero dove andava a certificare che effettivamente i bonus per un valore complessivo di circa 11.000 euro indebitamente intascati dallo stesso con questo meccanismo erano destinati per l'acquisto di prodotti autorizzati. Quando invece non era così. Ora, oltre alla denuncia, dovrà restituire gli 11.000 euro, ma anche i ragazzi, i 57 neodiciottenni, dovranno rispondere di quello che hanno fatto mettendo mano al portafoglio. Sono state comminate sanzioni di natura pecuniaria per un importo vicino ai 33.000 euro. Il che significa una media di quasi 600 euro ciascuno, che servirà loro di lezione per comprendere che un bonus statale va percepito e speso con serietà trattandosi di denaro pubblico.